Allora, il problema della nostra categoria è quello abbiamo un problema di essere del percepito, nel senso che il ruolo del perito agrario, che è un ruolo storico, che ha una sua, come raccontava anche nel convegno il Presidente, nel corso degli anni abbiamo perso molte, abbiamo lasciato andare molti passaggi, molte cose. In realtà il ruolo del perito agrario è il punto di congiungimento, o meno come tecnico, eccetera, tante volte tra l'azienda agricola e l'amministrazione. Ed è colui che interpreta un po' le esigenze dell'uno e le trasferisce in un linguaggio per la burocrazia. Questo è un impegno che tante volte non viene percepito per quello che effettivamente è, ed è un ruolo che dobbiamo riprenderci il nostro percorso, i nostri ruoli. Insomma. Si parlava di moltissimi laureati e diplomati periti agrari, però solo un 30% fa la professione. Questo perché secondo lei? Allora, il ruolo dell'attività professionale sempre più necessita di competenze, preparazione che la scuola, l'istituto tecnico non è più in grado di fornire, anche per il cambiamento che c'è stato nei programmi, con le nuove riforme eccetera. Per cui il fatto la preparazione e presentarsi come tecnico qualificato eccetera necessita una formazione che deve essere sì determinata con i titoli, soprattutto i nostri nuovi iscritti sono per lo più laureati triennali e qualche volta anche magistrali, e che integrati poi da un'attività di formazione, di preparazione, di studio continuo per le varie tematiche, perché l'ambito professionale è estremamente vasto e non c'è un professionista che riesce a colmarlo completamente. Per quanto riguarda invece il fatto che solo un 30% svolge la professione, è che tante volte quando uno esce da scuola oppure si è appena laureato eccetera iscritto, accede a delle attività professionali, per esempio quello della perizie, delle attività perito delle assevità atmosferiche, perito grandine, insomma, per capirsi, e sono delle prestazioni che vengono di natura di periodo stagionale, che però poi nell'evoluzione della professionalità qualcuno viene assunto, si assume oppure intraprende altre strade, per cui viene meno la compatibilità con un'attività professionale, mentre quel 30% che vive di libera professione svolge la sua attività come professionista tutto tondo, dovendo fare i conti tutti i giorni con la concorrenza, con le problematiche e con tutto quello che ne consegue. Resta inteso che poi anche nel percorso di vita vediamo che molti dipendenti nel momento in cui a un certo punto, o perché vanno in pensione oppure a un certo punto della vita, decidono anche di tornare, per cui di riattivare la sua figura professionale, il suo percorso. Sì, questo è un po' il motivo fondamentale. È un incontro importante, però così ad occhio ci sono pochi giovani. Cambio generazionale nel vostro settore? Sì, questo è un problema che ho sentito, perché in termini abbiamo un invecchiamento di quello che è la media dell'età di professionisti. Noi abbiamo avuto negli anni, fine anni 80, primi anni 90, prima dell'introduzione dell'esame di Stato, delle iscrizioni molto massive, proprio perché non era necessario l'esame di abilitazione, e molti di questi iscritti si stanno avviando verso il pensionamento, per cui c'è la cancellazione. Devo dire che anche quest'anno noi abbiamo avuto diverse iscrizioni, siamo sull'ordine di una decina, 10-15 nuovi iscritti all'anno, con ahimè delle cancellazioni sempre però maggiori sui 15-20 all'anno. Quello che noi abbiamo, una delle attività proprio di FEPA con cui abbiamo come prioritario, è quello della una presenza più capillare all'interno sia degli istituti tecnici agrari, che sono il nostro il nostro ambito, ma soprattutto anche nelle sedi universitarie, con una presenza costante e precisa di informazione. Come collegio, come cosa, abbiamo per esempio fino a una convenzione con l'Università di Padova per le cosiddette lauree professionalizzanti. Sono quelle lauree triennali dove viene riconosciuto anche l'attività, il terzo anno viene fatto il coso.
e con il conseguimento del titolo della laurea triennale professionalizzante, in questo caso si aveva anche diciamo, l'abilitazione immediata all'iscrizione, senza dover fare l'esame di abilitazione, quello diciamo, di Stato. Ecco, lì abbiamo tenuto per esempio dei corsi di formazione presso questi universitari, informando appunto gli studenti e formandoli sulla parte deontologica, sulla professione, eccetera, in modo tale che poi con la presenza di un nostro rappresentante in sede di commissione il titolo diciamo era già abilitante. Ecco, sono queste un po' le attività e le presenze, diciamo, attività che dovremmo svolgere, soprattutto anche qui a Padova con l'università, dove dobbiamo essere, diciamo, sicuramente più attenti, più presenti, perché tante volte i nostri iscritti o potenziali iscritti non sono correttamente informati e migrano verso anche altri collegi, altri ordini, insomma.